Vetrate rotte, bestemmie, scritte oscene sui muri, qualche mozzicone di sigaretta, sanitari devastati. È stato un tardo pomeriggio di follia quello vissuto da due giovanissimi all'interno dell'ex sanatorio di via Forlanini a Vittorio Veneto, struttura già di per sé degradata e terra di nessuno, di fatto aperta a perditempo e sbandati. È qui che i due minorenni armati di mazza da baseball hanno trasformato gli ex padiglioni nel loro personale sfogatoio, sperando evidentemente di farla franca, ma tanta è stata la veemenza che il fracasso si è avvertito anche nei paraggi, inevitabile l'allarme. Io ho sentito botti come colpi, hai capito? I carabinieri arrivati sul posto li hanno sorpresi nell'atto della devastazione, da qui il passaggio in caserma e l'inevitabile denuncia con l'ipotesi di reato che è quella di danneggiamento aggravato. Affidati ai genitori, la parola ora passa alla Procura dei minori di Venezia, sequestrata pure la mazza da baseball. Non si può delegare alla scuola, l'educazione si insegna in casa. Per conto mio. Io ho fatto così. Resta però un tema, ovvero il degrado evidente nel quale versa la villa, un tempo tra le più note del territorio. Non è più tenuta bene come era tanti anni fa quando c'era l'ospedale, insomma. Ed è un peccato perché sono delle strutture che potrebbero essere utilizzate anche per modi diversi, anche lo stesso per gli anziani o per i giovani. Invece in questo momento queste strutture qua vengono utilizzate da queste persone ma per fare cose molto molto diverse, insomma, ed è peccato.